Angelo! Saluta Angelo! Ciao, di nuovo. Angelo è qui, è sempre bello, un bel bimbone, pacioccone. Saluti anche dalla nostra Rosy che l'abbiamo dietro. Ci abbiamo anche sulla mia sinistra la Rosalba che vi saluta anche lei. Già che sai dove la sinistra. Piano piano. Allora ragazzi, qual è la novità di questa sera? Non lo so, lo vuoi dire tu Angelo? Ah, Ma lo diciamo tutti insieme. lo dico io. No, lo diciamo Oh, tutti. Rosy, mi vuoi aiutare tu? Allora, stiamo facendo questa novità perché? Chi è che ha detto? Buon pomeriggio, Maria, ciao Maria. Maria chi? Allora, Maria ci ha salutato. Maria Stiamo facendo questa live perché? Perché io non so, molti di voi lo sapranno sicuramente, io ho un altro canale che si chiama Barzellettopoli, dove praticamente io periodicamente racconto le barzellette. Allora abbiamo deciso tutti insieme di fare una bella live su Barzellettopoli. Ma tutti insieme. Grazie. Tutti insieme. Grazie La per il like. Rosalba, Rosy, il nostro Angelo e vogliamo praticamente dire le nostre barzellette. Ognuno di noi dirà o una barzelletta o eventualmente un indovinello. Per quelli di voi che ascolteranno l'indovinello potranno tentare di indovinarlo mettendoci il messaggio. Chi indovina lo seguiamo. Esatto. Però c'è una cosa, e giustamente devono sapere dov'è questo canale, che cosa devono cercare. Il canale, ripeto, si chiama Barzellettopoli. Aspetta. Ciao Sergio Signorello. Ciao. Rosalba ti saluta Sergio. Grande Sergio, ti vogliamo sempre bene Sergio. Anche se per... scesi per le Come si festività chiama? natalizie, Sergio, che mi racconti? vieni più vicina perché No, non ti ti sento, ascolto. ti Allora, quindi puoi ascolto. mettere qua. Non Ma ti io- mangio. ma io- Ma non ti mangio mica, né? Non ti mangio mica. Metti qua, Ma dai. c'è la Giada qua. C'è la Giada. Giada per il momento è indisposta, allora aspettiamo che si riprende. Allora, Perché sai, non qua la Rosalba ti vuole dire qualcosa? Questo solo Ah. se erano scesi per le festività Buon natalizie. pomeriggio ragazzi, come state? Siamo tutti bene? Un Ciao forte Deborah! abbraccio, Angelo. Buon pomeriggio anche a te Hai- Deborah! Ciao hai Maria! festeggiato ieri per la Oh, copia. il suo giorno. Copia. Ciao Coppa, Deborah. giusto? Ciao. Oh, come si chiama il canale? Così? Barzellettopoli. Il canale si chiama Barzellettopoli, ora fra 10 minuti, 10-15 minuti al massimo andremo su Barzellettopoli e faremo la nostra live dove ognuno di noi dirà o una barzelletta o un indovinello. Per cui vediamo tu che cosa dirai. Io una barzelletta. Araiu, ma tu le sai raccontare bene. Ok, le barzellette. questa. Tu Angelo che cosa Questo dirai? è l'account. Sì. Questo è l'account. È una barzelletta che voglio Aspetta, dedicare a aspetta. Non si viri, più lontano da me. ok. Così, no, non si vede manco. Sì. Vabbè, Questo qua. vabbè, non si vede. Comunque si chiama Barzellettopoli, vedete la faccia mia? Dovete solo scrivere barzellette. C'è Esatto, Maria De poi Lorenzo giustamente- che ha detto eh. che sa un bel po' di barzellette. Casomai Ah, buono, possiamo buono. Maria, coinvolgere. eventualmente ci puoi suggerire qualche barzelletta e noi naturalmente Ho sbagliato? la diremo. 3 giorni fa hai fatto una barzelletta. Ah. Che bravo. Deborah che ha scritto. Perdonami, coppa, ho sbagliato a scrivere. Ah. No, non fa niente. No, non fa niente, Deborah, Non pure che preoccupare. sbagli, non ti preoccupare, qua alla mano siamo. Noi siamo abituati a Siamo abituati, per cui Sì, io non c'è prendo- problema. Io prendo Perciò vi stava dicendo Angelo? Sì. Ok, ti ho seguito pure. Perfetto. Maria ha scritto Angelo vi che stava deve dicendo, il scrivere canale, in ripeto, si privato. chiama Barzellettopoli. Maria De Basta che Lorenzo voi scrive scrivete una Barzellettopoli. Oppure premete l'audio. Ciao, barzelletta. Tania. Questa barzelletta che Allora. racconterò oggi, Sì. io la dedico a te. A me? Oh mio Dio. Tu, Rosy, che cosa dirai? Una No, barzelletta? l'indovinello. Araciu, Rosy, Ok. gli indovinelli le sa troppo bene. Indovinello. Barzelletta. Barzelletta, Rosalba. Noi Io tre- e Rosalba facciamo le barzellette. Perché io pure. Tu pure? Allora siamo tre che facciamo le barzellette. Sì. Ne so una. E poi c'è pure la nostra Giada che vuole fare un indovinello. Aspetta, facciamo. Sì. Vabbè, fare no. Che per il momento è indisposta. Abbiamo non 4 vuole- like senza dire di mettervi like. Esatto. Grazie per i like. Grazie per i like. Noi veramente vi ringraziamo dal profondo del cuore, giusto? Sta Angelo? like. Deve Ovvio. ringraziare. Qua c'è il cuore.
Perciò vedi qua i messaggi, che messaggi ci sono. Che messaggi, ciao a tutti, Ciao a ciao tutti. Vittorio, Ciao Tania! ciao Tania. Maria di Lorenzo Simati scrive. Scrive in privato, Maria Di Lorenzo. Esatto, su Messenger mi scrive. In privato. Maria di In privato non ci Lorenzo. posso andare se sono col telefonino. No, ha detto che ti scrive delle barzellette in privato. Vabbè, così poi io le gliele passo. racconti. Gliele passo. Quando tu racconti le barzellette dici che sono le barzellette di Maria Di Lorenzo. Va bene, ok. Va bene. Ma Rosy dov'è? Rosy, che fai? Rosy! Ti cercano qua, Rosy! Sto Rosy. arrivando. Qua, non vi preoccupate. È andata a posare La praticamente. bozza. Ma che secondo voi l'intrusa chi è l'intrusa? Ah, C'è stata una che è passata e Maria Un'intrusa. un'intrusa? Ah sì. C'è un film che si intitola L'intruso. È un L'intruso, film. vero, l'ho visto. Fatti 5! Io l'ho visto. Poi che Angelo alla grande. Ecco. Bisogna proprio vedere In queste gamba cose proprio in gamba. live. È nato per fare live, è vero? Forza la Proprio Sei ce l'ha. malato elettronico. Ce l'ha dentro il sangue, è proprio nel suo sangue circolano tutti i cose dai. I figli. I fili tipo computer, cose. Per cui- Qua c'è il figlio di Sì. Mio Rosalba. figlioccio? Mio figlioccio è di passaggio così. Ma Perché- qua oggi Laura, ci sono saluta. troppi passaggi, Ah. troppi passaggi ci sono. Che? Cosa c'è? Ma qui? Che c'è? Ma qui? Ma qui? C'è qualche intrusa? Va bene ragazzi, stavo dicendo se volete andare su questo canale, Bellissimo ripeto messaggio. il canale si chiama Barzellettopoli. Su Barzellettopoli andate su Barzellettopoli e naturalmente vi iscrivete, diventate anche fan di Barzellettopoli perché poi Barzellettopoli alla fine sono sempre io, per cui Avete visto questo è il Maria, canale. Maria Di Mamma. Lorenzo ha detto che io l'ho capito quello che voleva fare, cioè che Che voleva fare? ti scrive in privato le barzellette e poi tu le racconti. Ah, sì. No, io le ho viste cose intelligenti. Ah, qua abbiamo dietro di noi c'è un'intrusa che non vuole farsi riprendere. Noi, Ma giustamente, infatti noi, per rispettare le noi volontà. non la riprendiamo, no. No, Non la riprendiamo. si nasconde. È nascosta tra le Si sente coperte. male. Beh, vediamo qua i Ci viene a commenti. sticchiare. Ciao Gurio. E Gurio Ferrit. Quello è chi so che mi stima. Boh. Come si chiama? Ti metti in coraggio. Ah, come si chiama? Che giri io? Oh, il bisogno fatto. No, augurio Ferrit. A posto? Tutto bene? Tutto ok. Va bene. Perciò stavo dicendo, quello che c'è uno che mi stima. Ti metti in coraggio. Come si chiama? Ah, poeta. E chi lo sa chi è secondo te? Augurio. Augurio. Grazie, Augurio. Chi lo sa chi è? Alberto. Sì, Ah. allora Maria, sì, su YouTube tu scrivi Barzellettopoli. Chiudi la porta. Vai va. sul motore di ricerca di YouTube e scrivi Barzellettopoli e ti spunta il canale, dove praticamente sul canale c'è la mia foto rotonda, così, dove ci sono io che faccio così. Questa sono io. Lì dovete andare. Vi iscrivete al canale su Barzellettopoli e ci vedete sulla live che faremo, ripeto, fra 10 minuti. Abbiamo fatto questa piccola live, nel frattempo ne approfittiamo per salutarvi perché giustamente sappiamo che siete molto affezionati e ci teniamo a salutarvi ed augurarvi una buona serata, una buona continuazione Certo. e soprattutto perché ho sentito una notizia purtroppo mi è dispiaciuta molto. Oggi ho guardato il telefonino perché d'ora in poi mi sono preso il vizio di guardare spesso il telefonino e di evitare la televisione perché sento notizie che non mi piacciono. E ho visto su Facebook, non lo so se è vero però, ho visto che praticamente stanno mettendo una legge a tutti quelli che hanno il reddito di cittadinanza, se non si fanno il Green Pass, ossia il vaccino, ci tolgono il reddito di cittadinanza. Io non lo so se è una cosa vera o se è una bufala, però se fosse vera mi dispiacerebbe, va, perché il reddito di cittadinanza giustamente ha aiutato molte persone e continua ad aiutare molte persone. Che succede? Si deve assentare qua, Rosalba. Perciò
Rosy, qua mi domandano di te, Rosy qua, e non vi preoccupare, mettiti qua a Che fianco. dici, vero? Ok, grazie Alberto. A fianco. Ah sì. Ah. Hai capito? Mi domandavano di te, dici, ma Rosy che è Maria, scomparsa, ok, non vuole grazie spuntare. Alberto. Foto. Nella foto sei bello come adesso. Grazie. Chi lo scrive questo? Maria. Grazie Maria. Grazie veramente. Leo Alagno, Rosy, dimmi, Leo. Ciao Leo. Ragazzi, sto notando che state mettendo tutti i like. Grazie veramente Cioè, per i 7 like. 7 like per 7 il like. spettatore incredibile. Vi stimo. Spero che voi... Ciao Alberto, Leo ti saluta, Leo Alagno ti saluta. Grazie Leo. Grazie. Perciò ragazzi, io spero che voi apprezziate queste live che noi stiamo facendo e che faremo in un prossimo futuro. Leo Rosa, dice per la Rosa. novità. che fa? Vieni qua. Rosa. Per le novità, Leo ci fa. Certo. Allora ragazzi, perciò stringiamo. Stiamo per prepararci per andare in live su Barzellettopoli. Vi raccomando, venite a trovarci su Barzellettopoli fra poco. Ci vediamo su Che Barzellettopoli. fa Rosalba? Rosalba scherza. Saluta. Dai Rosy, che cosa gli devi dire? Ci vediamo su Su Barzellettopoli. Barzellettopoli. Se l'aveva sguidato. Se l'aveva sguidato. Ma chi c'ha di? Vabbè, ci vediamo su Barzellettopoli fra poco. La gamba. La gamba, non è che se. Che siamo Un fusi. bacio a tutti. Ah, quel